Mi ha detto che c'è stato un furto giù nei garage, però non so i fatti come sono successi, me l'hanno detto stamattina, per cui... Raid notturno nei garage della Gazzera è accaduto in via Seggiano, dove i residenti oramai rassegnati denunciano episodi quasi quotidiani. Ad essere depredati 3 box in rassegna, a cominciare dal Allora, civico io mi chiamo Jacopo 41, il Antonio. cui allarme nel tam tam dei social è scattato questa notte all'1:30, racconta il responsabile del controllo del vicinato, svegliato di soprassalto da una telefonata. Hanno danneggiato una macchina di colore bianco, hanno portato via un scooter e 2 biciclette e poi hanno buttato per aria tutte le cose nel corridoio. Una roba allucinante. Ma non basta, ladri per ben 6 volte che hanno razziato la tabaccheria del quartiere, come ci racconta lo stesso depredato che ha trasformato il suo punto vendita praticamente in un bunker. No, è una zona molto colpita dai furti, io ne ho avuti 6, per cui ne so qualcosa, insomma. Quindi adesso mi sono barricato, sistemi di antifurto, sensori, quindi sono abbastanza protetto. Così non si può andare avanti, racconta, svelando come i predoni siano pure abitudinari. Sempre di notte, quindi dalle 2:30 alle 5:30, quello è l'orario un po' più a rischio. Quartiere dove notte dopo notte il vicinato si alterna nella veglia contro i delinquenti, il cui profilo sarebbe già stato messo a fuoco. Quasi tutte le notti qua c'è gente che gira, tanta gente erano in affitto, si vede che si sono tenute le chiavi, infatti l'ultima volta noi le abbiamo cambiate. Non vorrei, capisci, che queste chiavi vanno a tutte le persone,